Domani Venezia rinnoverà nello specchio d'acqua antistante a San Nicolò, davanti al Lido di Venezia, lo sposalizio con il mare durante la festa della Sensa, il tradizionale appuntamento con cui la città rivive la millenaria storia della Serenissima Repubblica e il suo rapporto indissolubile con l'acqua. Oltre al sindaco di Venezia, saranno ospiti i primi cittadini delle 6 città capoluogo di provincia del Veneto. La città di Venezia si prepara a festeggiare la festa della Sensa, lo sposalizio con il mare. Questa festa è molto sentita a Venezia e in tutto l'estuario. Partiranno appunto, grazie al coordinamento delle remiere, le imbarcazioni classiche da San Marco verso l'isola del Lido di Venezia, dove poi ci sarà proprio la cerimonia ufficiale con il lancio dell'anello e delle colonne d'alloro in mare. Quest'anno sarà la città di Odessa, su volontà del sindaco Brugnaro, a ricevere l'anello dogale del gemellaggio adriatico, che verrà restituito dalle 6 città capoluogo venete, cui era stato consegnato nel 2021 per le celebrazioni dei 1600 anni di Venezia. Il programma della giornata prevede ai giardinetti reali la consegna dell'anello alle 9:30, alle 10 la partenza del corteo acqueo delle remiere. Intorno alle 10:30 è previsto il rito dello sposalizio con il mare, mentre alle 11:15 nella chiesa di San Nicolò ci sarà la messa presieduta dal patriarca di Venezia, Monsignor Francesco Moraglia. Nel corso della giornata non mancheranno le regate. E questa festa poi proseguirà anche con dei piccoli eventi in città, all'isola di Venezia e in tutto l'estuario. Quindi un grazie di cuore a tutti quelli che parteciperanno a questa festa della Sensa 2022.